Allora si diceva dai monti al mare, dalla Carnia al Friuli, Basso Friuli. Noi invece dal di là del tagliamento siamo andati proprio in Carnia, a Verzenis, o meglio in una delle frazioni di Verzenis, dove c'è un locale che ha in sé tanta di quella storia che meriterebbe veramente studiata. Pensate, qui alla Stella d'Oro c'era il comando delle truppe cosacche in Friuli durante l'ultima guerra. Qui aveva la sua camera l'ataman, quello che comandava tutti. Se ne sono dette e scritte molte cose sui cosacchi, sull'invasione, su questo, chiamiamolo esercito, un po' sbandato, un po' no, ma quello che è rimasto nella memoria dei friulani è la Stella d'Oro di Verzenis. È un ristorante, vecchia osteria, dove troviamo anche qui, come in molti altri locali dove abbiamo fatto tappa durante questo viaggio, che io mi auguro gradito e che continueremo a fare ancora grazie a Friuli nel mondo, grazie a Telefriuli, è una scoperta, perché qui ci sono piatti della tradizione popolare, ma anche di alta cucina. Non è bello starvelo a raccontare, quello che qui si può degustare, quei profumi che si possono sentire e quei sapori che si possono assaggiare. Non è bello perché? Perché bisogna che ci veniate. È qui che dovete, stavo per dire con le mani, no, con il palato, assaggiare. Stella d'Oro, a Verzenis. Andiamoci insieme. Ecco, siamo qui in questa particolare osteria, la Stella d'Oro, a Verzenis, molto particolare, molto antica, diciamo risale come nucleo del paese centrale, risale più o meno al 1240, quando si trovano le prime tracce della chiesa, che è la Pieve di Verzenis. Ovviamente dopo negli anni ha subito parecchie modifiche, fino a giungere, diciamo, all'ultima trasformazione del 71 che ha dato la conformazione attuale. E la licenza di cui noi siamo sicuri essere quindi trattoria e anche locanda come cambio cavalli, ovviamente quella volta, è del 1890 e diciamo è stata, a parte fino ad oggi, sempre osteria e locanda, tranne diciamo il momento in cui nella seconda guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale, era stata sequestrata proprio tutta la locanda dal generale Krasnov, in quanto aveva trovato in questa locanda proprio un punto di osservazione ottimale per, diciamo, strategico durante la seconda guerra mondiale. Era la residenza appunto del generale e di sua moglie e basta. Diciamo si sono fermati anche molto poco, perché i cosacchi sono arrivati durante l'estate del 44, hanno iniziato ad arrivare in Friuli e poi su fino in Carnia in cui la terra era stata promessa da Hitler, diciamo così, in cambio della loro collaborazione per la guardia dei confini e per un'attenzione particolare contro i partigiani, diciamo, che stavano poi nascendo in quel periodo lì. In cambio gli era stata promessa questo piccolo lembo di terra della Carnia, insomma, via. E le cose poi sono andate diversamente. Nel 45 febbraio è arrivato appunto il generale, ma si sono fermati solo alcuni mesi, perché nel maggio già diciamo battevano la ritirata verso l'Austria, dove hanno seguito l'epilogo poi è stato insomma abbastanza truce. E niente, poi appunto giungiamo ai giorni nostri. Prima di tutto
nel 1956 la locanda è stata acquistata dagli attuali proprietari, signori De Otto, che hanno portato avanti sempre la tradizione della cucina fino agli anni 90, oltre agli anni 90, e dopodiché siamo sopraggiunti noi con la socia Sara, che poi vi presenterò, e mio fratello Adriano alla cucina. Diciamo, abbiamo inteso continuare questa tradizione un po' particolare nel senso che abbiamo per scelta voluto continuare la tradizione carnica, sì, un pochino però rielaborata, rivisitata, e soprattutto ci siamo dedicati da sempre a fare i nostri primi piatti, le paste tradizionalmente sempre in casa e cotte al momento. Ci comporta un po' magari qualche volta di difficoltà, ma penso che sia proprio un punto di forza della locanda. Abbiamo iniziato la nostra cucina 17 anni fa mantenendo la tradizione con piatti tipici come i tierschons, il fricco, il toy divora e altri che ci hanno tramandato delle signore anziane del paese, per poi acquisire un nuovo cuoco giovane, quindi un trentenne molto spigliato e molto frizzante, che ha voluto portare delle nuove idee, trasformando la tradizione in innovazione. E quindi la nostra cucina adesso va dalle cose tradizionali a cose più innovative. Infatti ha portato per esempio la brovada musette, invece di averla come secondo lui l'ha trasformata in un raviolo. La Stella d'Oro si compone in due sale interne e una terrazza esterna. Abbiamo trasformato una cantina che una volta veniva usata per il vino, dalla Damigiana lo imbottigliavano e noi invece l'abbiamo trasformata in una cantinetta come saletta da pranzo, e abbiamo la sala principale che è vicino al bar. Abbiamo anche una terrazza esterna sotto una vite, anche quella molto antica, che avrà 50 anni, insieme al suo glicine, che anche quello ormai ha i suoi 50 anni. Vi facciamo un invito a venire a trovarci a Villa di Verzegnis, siamo a 10 minuti di Tolmezzo, e vi aspettiamo con la nostra cucina e i nostri cuochi. Allora, questo è il nostro Talking Bride, è rivisitato. Invece di usare la solita crema di formaggio come veniva usata una volta, abbiamo pensato di usare una crema di burrata che è più sfiziosa e poi è più originale, e il resto, il piatto viene completato con una polentina tenera che viene cucinata con una parte di acqua e una parte di latte, poi il sale e un goccetto di olio d'oliva per dargli un po' di sapore. E tutto questo viene terminato con la morchia, che è la farina di mais di qua di Verzegnis, dell'azienda agricola Marzona, viene abbrustolita, e con dei ciccioli che sono il guanciale di maiale affumicato, nostrano, semplicemente abbrustolito e messo sul tutto, diciamo. Questo è un altro nostro piatto tipico della cucina carnica. Sembrerebbero i classici tierschons, ma invece non lo sono. Diciamo che è il classico cervo in salmì, presentato in un altro modo, cioè racchiuso in un raviolo, che è una pasta all'uovo. Vengono chiusi a mano uno per uno e dentro c'è appunto il cervo fatto in salmì, tagliato a coltello e racchiuso in questo raviolo. Il tutto viene condito dal fondo, che si ricavano proprio dalle ossa dell'animale, viene cucinato lentamente fino a quando rimane proprio il concentrato, e il piatto viene terminato con dei mirtilli della zona che grazie alla loro acidità puliscono il palato. E per chiudere abbiamo deciso di portare un dolce sempre usando dei prodotti tipici della zona, con dei lamponi che fanno parte dei piccoli frutti di Sauris. Questo è una mousse appunto ai lamponi, inserita in una lasagnetta, perché ricorda appunto la classica lasagna,
Il biscotto è un biscotto al caffè, così da contrastare l'amaro con il dolce, e il tutto viene spolverato con della polvere di cocco per dare un tocco di modernità. Buonasera, benvenuti a Verzegnis, è un piccolo paese della Carnia, conta poco meno di 1000 abitanti, un paese della destra tagliamento, come molti paesi piccoli ma ricchi di storia, ricchi di tradizione, legata ai prodotti e comunque a varie esperienze che si possono fare nel nostro piccolo territorio. Purtroppo è un comune, come molti comuni montani, che soffre molto lo spopolamento. Ha sofferto nel secolo passato, circa dagli anni 50 agli anni 70, ha sofferto molto dell'emigrazione. Come parecchi paesi della Carnia si sono ritrovati nel dopoguerra ad avere poco lavoro e quindi obbligare le famiglie a trasferirsi. Un piccolo dato che voglio darvi, insomma, è che a metà degli anni 50 il paese di Verzegnis contava circa 1800 persone, agli inizi degli anni 70 erano quasi dimezzate. Quindi questa cosa qua, proprio a livello anche di gestione del territorio e delle casse del comune, è significata molto, perché comunque sappiamo tutti che il comune vive di imposte dirette, quindi abbiamo appunto sicuramente agli inizi degli anni 70 abbiamo sofferto questo calo della popolazione. È un comune, come dicevo prima, ricco di storia, ricco di tradizioni. Qui, proprio in questa serie dove siamo oggi, un'antica osteria. Una volta a Verzegnis c'erano presenti molte osterie, quasi tutte osterie dove si poteva mangiare e dove si poteva anche dormire. Basti pensare che proprio alla fine degli anni 70 Verzegnis contava oltre 200 licenze di affittacamere, quindi possiamo dire che il bed and breakfast era già stato scoperto dai nostri nonni, affittavano le camere proprio per una piccola economia a livello familiare. E negli anni 60 c'è stato uno sviluppo anche dal punto di vista turistico invernale, con gli impianti di risalita, quindi diciamo che negli anni 90 il turista era molto presente nei nostri luoghi. Un comune piccolo che rimane comunque di vocazione turistica, abbiamo un territorio tutto da scoprire, sentieri in alta quota, molti luoghi di montagna da visitare. Infatti il paese di Verzegnis è solo a 400 metri sul livello del mare, mentre le nostre montagne sfiorano i 2000 metri, quindi diciamo che il nostro territorio è molto vasto anche per chi vuole frequentarlo come escursionista. E dal punto di vista dell'economia locale, diciamo che nel dopoguerra si è sviluppata molto l'agricoltura, la cultura di prodotti tipici locali, quali il frumento, il grano turco. Nello specifico a Verzegnis c'era anche la rapa, che a Verzegnis in dialetto carnico viene chiamata gnau. Questo nomignolo viene usato solo a Verzegnis, in tutto il paese, in tutta la Carnia, solo Verzegnis che usa questo nomignolo, e da lì nasce il soprannome degli abitanti di Verzegnis, che non è Verzegnasi ma è Gnaus, no? E siamo, diciamo, un po' orgogliosi di questa piccola tradizione, no? Un prodotto locale che comunque è stato, e lo è tuttora, lo stiamo riscoprendo con un progetto comunale, una pietanza sempre più utilizzata, anche riscoperta in varie osterie, come anche dove siamo oggi. E osterie, come dicevo prima, che erano luogo di aggregazione, no? Osterie dove si giocava di carte, dove i migliori, una volta dicevano che le migliori occasioni, i migliori contratti si facevano nelle osterie, no? E questo è purtroppo una cosa che sta svanendo, perché nelle osterie sempre di meno si viene a giocare a carte, c'è sempre meno gente che frequenta, soprattutto ultimamente, questi piccoli luoghi di aggregazione, no? Per quanto riguarda lo sviluppo poi del settore artigianale, abbiamo comunque delle piccole botteghe artigiane, dei piccoli artigiani che comunque nel nostro piccolo hanno
prodotti di alta qualità. Di fronte all'osteria Stella d'Oro sorge la pieve di San Martino di Verzegnis. La chiesa appunto è dedicata a San Martino vescovo di Tours, il famoso San Martino che tagliò il mantello, ed è datata all'incirca intorno al 1100-1090 circa, e strutturalmente, come la vediamo ora, la chiesa è stata costruita dal 1742 circa, quando l'architetto Domenico Schiavi cominciò la fase di ristrutturazione della chiesa. Qui lavorò, oltre a Domenico Schiavi, anche Antonio Schiavi, il fratello, che fece tutta una serie di affreschi, che sono quelli che vediamo ora, tra cui una bellissima raffigurazione della Madonna assunta in paradiso, che riprende la Madonna del Tiepolo a Udine, e successivamente, assieme anche ad altri suoi allievi, fece tutta una serie di riproduzioni raffiguranti sia i 4 evangelisti, sia i 5 principali profeti, dove anche ci fu la raffigurazione di una Trinità, dove venne raffigurato lo Spirito Santo sotto forma di colomba, come viene rappresentata nelle scritture. Ci sono delle opere d'arte molto importanti all'interno della chiesa, tra cui una pala d'altare raffigurante Sant'Emidio, che era il santo che veniva così invocato a protezione dei terremoti, e questa pala risale alla seconda metà del 1700. Un'altra pala molto importante è quella dipinta dal pittore Taddio di Ovaro, che raffigura la crocifissione di Gesù Cristo nel momento cruciale. È una pala molto suggestiva ed è molto apprezzata da chi visita la chiesa. Un'altra statua molto importante stavolta è la Madonna col bambino in legno policromo, che è stata portata dallo scultore, o meglio, scusate, dal parroco Bonanno dal Tirolo, ed è una Madonna molto bella dal punto di vista estetico e dal punto di vista cromatico. La festività principale è quella appunto dedicata a San Martino, ed è l'11 di novembre, dove qui viene celebrata la Santa Messa e la comunità si riunisce per un momento conviviale dopo la Santa Cerimonia. Nell'osteria La Stella d'Oro, dove ci troviamo adesso, per apparecchiare le tavole, per accogliere i clienti, hanno scelto i tessuti della nostra tessitura, la tessitura carnica di Villa Santina. La nostra tessitura è una tessitura che ha delle origini storiche molto importanti. Qui bisogna sapere che in Carnia nel Settecento c'era un'attività fiorente di tessitura, che erano le tessiture Linussio, da cui appunto un periodo molto interessante, molto anche di fasti dal punto di vista economico, perché la tessitura occupava fino a 30.000 persone, quindi una tessitura che indubbiamente ha lasciato il segno nella cultura delle popolazioni carniche. La nostra tessitura si è comunque sempre proposta dall'inizio della sua storia, che risale ormai al 1964, nella rivisitazione di alcuni vecchi tessuti o vecchi disegni che la tessitura Linussio produceva nel Settecento, riattualizzandoli e potendoli rendere ancora fruibili a appassionati, o anche in queste situazioni di accoglienza nei ristoranti o nelle strutture che hanno scelto il nostro articolo per poter al meglio accogliere i propri ospiti. Che dire, la nostra storia è una storia che comunque
avuto nella sua vita degli alti e bassi. Oggi siamo reduci da anche una situazione un po' particolare che non è magari la situazione più adeguata per poterne parlare, ma comunque noi siamo comunque con energia e soprattutto con desiderio di far rinascere e continuare questa attività che ha dato alla nostra terra e in particolare anche a tutti quelli che vengono a trovarci diciamo, un'immagine che riteniamo necessaria e bella dal punto di vista proprio estetico e anche dal punto di vista poi qualitativo dei prodotti che facciamo, ritengo. E spero di poter al più presto riaccogliere come un tempo i visitatori presso la nostra tessitura, dove abbiamo dei progetti anche molto interessanti riguardando anche la raccolta di tutti i vecchi disegni dei tessitori carnici, dove poi pensiamo anche di costruire proprio un percorso culturale all'interno del nostro laboratorio per poter appunto rendere fruibile a tutti questa bella attività che è la tessitura, e spero nel più breve tempo possibile di essere ancora efficiente a servizio di tutti. Beh, i disegni che utilizziamo generalmente per la produzione dei nostri tessuti, intanto va specificato che sono dei tessuti che sono realizzati con una tecnica particolare di tessitura che si chiama tessitura à jacquard. Vuol dire che il disegno realizzato sul tessuto avviene mediante l'intreccio del filo di trama con il filo di ordito, e quindi possiamo ricavare sul nostro tessuto dei disegni che sono i più svariati, e gran parte dei nostri disegni arrivano dalla storia dei tessuti della Carnia. Qui davanti a me c'è un disegno particolare, un piccolo fiore, che questo è stato ricavato da uno stampo che è conservato al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo, Michele Gortani, dove mia madre ancora a suo tempo si fece dare lo stampo in carta di questo disegno e poi venne riprodotto con la tecnica jacquard. Lavoriamo prevalentemente il lino, perché era una fibra che le vecchie tessiture linussio utilizzavano anche loro, e quindi è una fibra nobile che diciamo è particolarmente indicata per dei tessuti di qualità, soprattutto per quanto riguarda la biancheria da casa, e delle volte abbinata anche dei cotoni, che sono cotoni comunque tutti di alta gamma, di alto pregio, che utilizziamo nella nostra tessitura. Ultimamente abbiamo riprodotto anche il famoso Gouliet, che è questo ormai diventato iconico simbolo della Carnia, e soprattutto con una bella storia dalla sua origine. Questo è un progetto che è nato diversi anni fa, anche grazie all'attuale presidente del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo, la deputata Aurelia Bubisutti, che ha voluto spingere la realizzazione di questo cuore particolare e renderlo un po' il simbolo di noi artigiani, tessitori, ma anche di artigiani orafi, anche di artigiani che lavorano il legno e i ceramisti, eccetera, e diventare un pochettino il simbolo del nostro territorio. Vorrei parlarvi in questa situazione di un prodotto caratteristico di Verzenis, che è molto ben conosciuto anche in Friuli, perché dà luogo a un prodotto culinario caratteristico che si chiama Brovada. Specificatamente qui a Verzenis questo tipo di rape si chiamano gnaus. È un nomignolo che poi è stato assunto anche dalla popolazione locale come emblematico. Cosa hanno di differente i gnaus rispetto alle rape che si trovano giù in Friuli? Il fatto del clima, probabilmente del terreno, perché c'è molta poca terra e quello che c'è sotto è tutto tufo, e quindi tutto ciò fa sì che la rapa, crescendo, acquisisca dei colori che sono abbastanza specifici. Dopo magari la vediamo. La rapa è bianca e viola, e soprattutto degli aromi molto particolari.
Come ben sapete, questo tipo di rape si può consumare anche così, fatte direttamente in padella. Ci sono ricette antiche di cui io mi ricordo da bambino che mi faceva mia nonna nella frassoria, cioè la padella di ferro, con il burro cotto per esempio e la cipolla locale. Però forse l'aspetto più caratteristico per cui questo prodotto è conosciuto è la trasformazione sotto forma di brovada. Allora, diversamente da Friuli, in cui le rape vengono messe a macerare, inacidire nel vinace del vino, qui non avendo praticamente una grossa coltivazione di uva o perlomeno un'uva adatta, si utilizza la trappa, cioè il residuato della torchiatura o delle mele o delle pere. Io specificatamente sono, credo, il più grosso produttore di mele privato qui di Verzegnis e dopo aver usato la trappa di mele, ultimamente mi sono evoluto, diciamo, utilizzando quella delle pere, che è una cosa abbastanza sconosciuta. Macerando nella trappa di pere i Gnaus acquisiscono degli aromi molto particolari. Se poi uno ha l'accortezza nel momento in cui prepara il prodotto per farlo in padella di utilizzare anche succo di pera o succo di mela al posto di altro aceto, altro vino, cioè per tenerle morbide, il risultato finale è qualcosa di molto delicato e soprattutto non pesante, perché si presta a una cottura in padella abbastanza dietetica. Quindi niente a che vedere con la famosa ricetta della brovada, che prevede addirittura la cottura della brovada nel grasso del musette, insomma. Poi si può aggiungere sempre comunque un salume, che può essere una soppressa, del salame, farla direttamente in padella, e viene addirittura un piatto a sé stante. Come tutte le cose belle, anche stavolta il nostro appuntamento è arrivato alla fine. Dobbiamo chiudere. Ma chiudere un sipario su un locale così bello può dare un po' di sofferenza, se non ci fosse la gioia di potervi dire torneremo, certo che ci torneremo, e non solo per i fatti storici che qui a Villa di Verzegnis sono accaduti, alla Stella d'Oro avevano il loro palcoscenico, ma perché qui si mangia bene, qui si beve meglio. E allora, perché non tornare a farci compagnia durante questo sapori e profumi di osteria assieme a Friuli nel mondo e a Telefriuli. Venite, venite con noi ancora.